Davide Loat oggi nasce Progetto Veneto. Nasce oggi, ma nasce da un lungo lavoro. Sì, sono alcuni mesi che stiamo lavorando per riuscire a dare un'alternativa a tutto quell'elettorato che in questi ultimi 20 anni ha avuto come punto di riferimento la Lega Nord, ma che oggi non si può più sentire rappresentato da un partito che ha preso una svolta decisa come collocazione politica verso il Popolo delle Libertà. Siccome questa svolta non è condivisa da molti degli iscritti, ma soprattutto degli elettori della Lega Nord, noi riteniamo che non sia più giusto che un partito decisamente connotato abbia il monopolio di determinati valori. Sono quelli che hanno portato la gente a votare Lega Nord, sono anche quelli di cui spesso non si parla mai. Ecco, il gruppo iniziale parte da lei, ex Lega, parte da Bortolino Sartore, Liga Veneta, e da altri politici vicini al territorio. Ce li può un po' identificare? Per esempio in provincia di Venezia c'è Cesare Renier di Mira, uno dei comuni più grossi della provincia di Venezia, è uno dei 10 più grossi del Veneto, che era stato anche lui in Lega Nord, se ne è uscito perché è indignato del percorso preso dalla Lega Nord e che ritiene di continuare a portare avanti invece quelle che sono le istanze e i valori in cui lui crede. E quindi per il veneziano è lui il portavoce, ovviamente lui si porta dietro un consenso di un certo numero di persone, ma qui sul territorio, per fare altri esempi, abbiamo un consigliere comunale a Brogliano di una lista civica, un assessore a Cassola, un consigliere comunale a Recoaro, abbiamo un ex assessore di Montecchiomaggiore, abbiamo un ex candidato sindaco di Caldogno. Ci sono persone giovani e persone anche con già una notevole esperienza politica. Lei mi diceva non solo Lega e non solo Liga, anche altre aree politiche. Ci sono associazioni, comitati, liste civiche, semplici persone che comunque condividono il sentimento che sta alla base di quello che finora abbiamo chiamato solo leghismo, cioè il bisogno di valorizzare un'identità propria, specifica, nell'ambito del naturale processo di globalizzazione, che sarebbe di per sé spersonalizzante. Chi invece vuole tutelare la propria cultura tradizionale, il proprio legame con il territorio, chi ama il proprio territorio e chi contesta il centralismo che va contro la democrazia, ha ancora voglia di esprimersi. Siccome la Lega Nord ormai è diventata un partito funzionale al mantenimento del sistema e propone solo un centralismo milanese in contrapposizione al centralismo romano, molti non si sentono più rappresentati e quindi cercano un percorso nuovo. Non rischiate di assomigliare ai maroniani? Io credo che quella dei maroniani sia un'invenzione giornalistica proposta volutamente dall'interno. La Lega Nord sa che sta perdendo consenso, è un partito funzionale al sistema, se i sondaggi dimostreranno che questo consenso sta scappando, proporranno un'alternativa per mantenere il popolo inconsapevole sotto il controllo affinché il voto non vada verso formazioni veramente democratiche che non hanno padroni al di fuori dei partiti. Federalismo o secessione? Federalismo, maggiore autonomia, diciamo in prima istanza l'autonomia prevista dall'articolo 5 della Costituzione italiana, quindi non il 55, il 5 è uno dei principi fondamentali. La visione ideale è quella di uno Stato federale, su una Costituzione simile a quello tedesco. Lì ci vorrebbe anche un'altra legge elettorale, chiaramente, perché altrimenti le cose non vanno di pari passo. E la secessione è un discorso che può avvenire solo per grandi sconvolgimenti storici, ma che chiaramente arriveranno dall'esterno, sono l'economia, la storia, sono movimenti demografici. Noi siamo all'interno delle istituzioni e lì vogliamo muoverci. Ecco, Progetto Veneto avrà delle sedi, si strutturerà come un partito. Come pensa di muoversi a livello operativo? Mano a mano che il numero di adesioni crescerà, naturalmente ci sarà bisogno di una struttura stabile. Al momento ciascuno con la propria provenienza, la propria specificità può mantenere una certa libertà d'azione, fermo restando quei punti fondamentali che noi abbiamo messo giù, sui quali l'adesione è necessaria. Quando sarà grazie all'eventuale consenso e alle risorse che arriveranno necessario strutturarsi in maniera stabile, valuteremo la forma da prendere, perché io sono convinto che i partiti fatti come sono oggi sono destinati
nel momento in cui hanno un certo potere, a venire comprati dall'esterno. Per cui noi vorremmo, avendo già fatto questa esperienza, evitarla per il futuro. Il primo obiettivo pratico, se non verranno cambiati i calendari elettorali per eventuali crisi nazionali, sono le provinciali. Non solo, anche le elezioni a mira dell'anno prossimo, visto che uno dei nostri principali portavoce, Cesare Renier, è di Mira. Mira va alle elezioni, quello senz'altro. Ci sono anche altre amministrazioni in giro che vengono rinnovate, quindi se potremo, dove saremo presenti, andremo alle amministrative. Se poi cambia lo scenario e ci saranno addirittura le politiche, questa è una cosa che dovremo valutare nel momento in cui la cosa sarà concreta. Le faccio una domanda che è basata su vecchi schemi, mi immagino la risposta. Un partito più di centro, più di destra, più di sinistra? Non è di centro, di destra, di sinistra, perché l'attuale centro, destra, sinistra è un tutt'uno. Oggi fare opposizione è opposizione al sistema dei partiti. I partiti in Parlamento sono tutti funzionali al mantenimento dello status quo. A noi non va più bene lo status quo. Progetto Veneto come vede le istituzioni finanziarie? Le istituzioni finanziarie come le vede? Le vede come le vedono tutti, nel senso che si sta perdendo il senso etico per il quale esistono. Le banche dovrebbero essere istituti di credito che favoriscono l'iniziativa privata e tutelano le famiglie. Sono diventati invece istituti di reddito, imprese che mirano alla massimizzazione del profitto, slegate dal rapporto col territorio. Tutte queste migliaia di miliardi di cui si parla, io dico si vaneggia a volte, in questi progetti di risanamento, sono reali o sono carta straccia? Allora si corre il rischio di vaneggiare per l'appunto. Che ci sia lo slegamento completo dall'economia reale con quella finanziaria di oggi è un dato di fatto che si studia anche quali effetti può avere. Bisognerebbe tornare a ragionare di più in termini reali, perché l'impressione è che a forza di parlare di soldi di carta si corre il rischio di trovarsi in mano solo con della carta straccia. Esiste un riferimento, email o qualcosa per avvicinarsi al vostro movimento o bisogna avvicinarsi ai singoli referenti? No, c'è per adesso un'email appena messa in piedi che si chiama progetto.veneto@libero.it, libero non è casuale. Tutto minuscolo ovviamente, progetto.veneto@libero.it. Chiaramente stiamo preparando anche un sito internet e poi tramite Facebook agiremo a livello di comitati locali per creare delle pagine dove chiunque si possa avvicinare. Quindi per chiudere siete per la rete, quindi contro ogni bavaglio immagino. È l'unico modo, perché in questo sistema banche, giornali, televisioni, partiti politici sono tutti parte dello stesso sistema di potere, e se uno vuole che il potere sia invece ancora del popolo e non di questa neo-aristocrazia, deve cercare di resistere in qualche maniera.